questo deve finire. Yeah. Racconta le cose positive. Racconta le cose vere. Stai solo influenzando il male, non lo vedi, minchia? Yo, controlla 1, 2, yo, paparazzi, yo, il lirico a volte isterico, yo, ascoltaci bene, perforerò un buco nel cranio di questi imbecilli per essere radicale, così nessun ragazzino verrà sparato all'inferno per niente, non inciampare o sei caduto, siediti sul divano e rifletti sul casino e sull'influenza di massa che hai su questi ragazzi. Queste sparatorie hanno molto a che fare con quello che hai fatto. Continua così e ti buttiamo sulla strada. Questa merda può essere politica finché non ci liberiamo di te, o puoi semplicemente usare il buonsenso e non essere così pietoso. Questi sono solo ragazzini idioti, sì, dico quello che intendo. Se urlo scusa, anzi no, perdonami per aver cercato di aiutare questo paese da cose così stupide e fottutamente inutili che non dovrebbero accadere. Lascia che ti intervistano, così puoi dire al mondo cosa fai nei notiziari mondiali, perché influenzare questa gente non è bello. Racconta le cose positive. Racconta le cose vere. Stai solo influenzando il male, non lo vedi, minchia? So che lo sai, spero che il presidente non ignori noi e il nostro clamore vero. La missione è fermare le sparatorie stupide, una necessità, un branco di idioti che non aiutano a salvare i nostri figli dentro e fuori le mura della casa. Questa merda mi rende così nervoso, minchia! A tutti voi conduttori di notiziari, se avete anche solo un briciolo di cuore puro, allora siate intelligenti e condividete le cose vere. Che cinico orribile, dovrebbero farvi fuori. Se pensate un po' l'anno scorso, più di 400 sparatori e tante persone sono state uccise e tante sono diventate invalide. Quando basta? È abbastanza? O siete solo preoccupati per il vostro portafoglio? Ma fare soldi sui ragazzi che vengono colpiti è così malato e sadico, voi troie non capite una minchia. Racconta le cose positive. Racconta le cose vere. State solo influenzando il male e non lo vedi, minchia? E sto solo scherzando sul fatto di fatti un buco dentro non intendevo. Questo amico mio, volevo solo dirti yo, prova a cambiare yo e prenota una ceretta al cuore che ne hai bisogno, sì.